Per RFI, Rete Ferroviaria Italiana, per realizzare la tratta Nuoro-Olbia è indispensabile la trasformazione a scartamento ordinario della Nuoro-Macomer, che almeno fino a dicembre 2022 sarà gestita da ARST. L'esito dello studio di fattibilità di RFI, inserito sia nel contratto di programma 2017-2021 che tra i progetti del documento strategico della mobilità ferroviaria, pare però dimenticare i contenuti della scheda Sarnet, inviata dalla Regione Sardegna al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e alla stessa RFI già nell'aprile 2021. Nel documento si citava chiaramente come primo intervento e prerequisito essenziale per la realizzazione della Nuoro-Olbia proprio la trasformazione della Nuoro-Macomer in linea di interesse nazionale, cioè di scartamento ordinario, dato che rende la conclusione cui arriva RFI inspiegabile e inaccettabile, dichiara Claudio Solinas, presidente del Comitato Trenitalia Nuorese. E il tempo, sottolinea Solinas, è sempre più stringente. La Nuoro-Olbia, con la trasformazione della Nuoro-Macomer, è l'unico grande progetto infrastrutturale della provincia di Nuoro incluso nel PNRR, che rientra nella missione 3 sulle infrastrutture per una mobilità sostenibile, che richiede ai paesi investimenti per colmare il divario tra i territori e le aree rurali. E a dicembre scadrà il contratto di gestione della Nuoro-Macomer con l'ARST, una data cruciale per il progetto, perché qualora il contratto venisse rinnovato ad ARST, il treno del PNRR sarebbe perso. Ci si appella a tutti i nostri rappresentanti a Roma e Regione, dichiara il presidente del Comitato Trenitalia Nuorese, perché venga sollecitato con urgenza un confronto aperto alla presenza delle associazioni, dei comitati e dei tecnici, in modo da far valere le ragioni di una provincia che rischia di essere tagliata fuori da qualsiasi risorsa del PNRR per opere infrastrutturali di rilievo strategico.